dedichiamo Alessandro, questa che devo fare? Questa te la dedichiamo perché per noi ha significato tutto nella vita musicale, perché noi con questa abbiamo iniziato la storia dei Cugini di Campania. Noi entravamo in un locale bellissimo, sapevamo che era pieno, già esisteva Mimmo Cavallo, e loro già stavano lì e mangiavano con tutti questi grandi, Renzo Arbole, Boncompagni, della RCA, c'era Morandi. E noi come facciamo? Entriamo e abbiamo cantato questa cosa. Veramente, guarda, te la dobbiamo fare perché in onore a te che sei uno... Io faccio No, Renzo Arbore che mangia, dai. Facciamo, arziamo, Dai. Vai. Nella vecchia fattoria, Ia ia oh, c'è chi canta anima mia. ia ia oh, terzo capo, capo c'è che bello, bello, bello c'è la scimmia, scimmia c'è chi canta, canta, nella vecchia fattoria c'è pure Daphne. Ci hanno messo nella fattoria, che grazie. Ma quanto siete carini. Noi abbiamo fatto Daphne. Però Voi avete fatto lui diceva lui ha fatto Alessandro. Alessandro. Io volevo perché ha dire capito Alessandro, che ma poi non ha resistito. Non ha ha detto resistito, Daphne. perché era- Lo conosciamo. Allora, c'è un motivo, grazie. Grazie, Maestro, è stato grazie. il tuo momento di gloria. Meno male. E adesso Grazie. è il mio. Grazie. Non a caso lui ha detto Daphne, perché adesso Alessandro ha avuto il suo momento di gloria, adesso tocca a noi, perché io ho avuto già il piacere e l'onore di duettare con i Cugini di Campagna. Sì. Questa cosa sul nostro canale YouTube è andata alla grande, per cui vi ricordo, se volete rivedere le puntate di Mille Voci, video di Mille Voci, andate su YouTube, sul canale di Mille Voci. Questa cosa è andata alla grande e io sono andata da Ivano e ho detto, senti, non è che lo possiamo rifare? È stata una Per grandissima idea, bellissima, l'ho accettata di buon grado. È vero, di buon grado. Mi hai detto, facciamo quella canzone, e io ti ho detto, ma guarda, io questa l'ho scritta per mio figlio. È vero, che quando l'abbiamo fatta a Mille Voci nell'altra edizione, tu l'hai scritta per tuo figlio, ma ti sei messo a piangere parlando di tuo nipote. Certo, perché mio figlio è unico, mio nipote pure. Però abbiamo visto anche proprio, ci hai raccontato anche di questa emozione grande di diventare nonno. Per cui... è stata una cosa, quindi non vedo l'ora perché ieri eravamo a Torino, domani siamo a Lucca, perciò devo passare stasera. Quindi stringiamo perché così passi da tuo nipote. E noi questa canzone allora la dedichiamo all'amore, alle coppie innamorate, la dedichiamo anche a tutti i nonni che sono un patrimonio fondamentale nella crescita dei giovani, dei bimbi, perché a volte sono veramente una grande mano d'aiuto per i genitori che hanno tantissime cose da fare. Io ringrazio anche i miei di genitori per tutto quello che hanno fatto. Io quando diventerò nonno, per mia figlia, certo. Quando diventerai nonno, sì. E quindi noi vi dedichiamo meravigliosamente